Siamo arrivati quindi alla conclusione per quanto riguarda il concorso delle Meridiane di Aiello 2012 e quindi dobbiamo comunicarvi qual è la meridiana che ha ricevuto più punteggio. Prima di darvi questa informazione volevo naturalmente farvi anche capire come abbiamo operato. Abbiamo operato con 3 votazioni distinte. Una votazione è stata fatta da parte di una commissione di esperti con un peso del 50% sul giudizio finale. Le persone della commissione che facevano parte erano Anna Degenhardt di Aiello, pittrice, Claudio Ceccotti di San Giorgio di Nogaro, astrofilo, Igino Durisotti, fotografo di Udine, Miriam Causero, architetto di Carlino, Rodolfo Lepre, architetto di Aquileia, e Marina Giorgi, insegnante di Pordenone, che è a fianco qui a noi, e poi gli passerò il microfono. Prima di passargli il microfono alla portavoce della commissione, volevo anche farvi vedere il primo premio di questo concorso. Purtroppo non è arrivata, è un po' distante, con l'autrice, con le sue allieve, la Valentina Ines Macaro, insegnante della scuola di Merletti di Gorizia, che ha realizzato questa opera artistica. È una meridiana, in questo istante viene anche illuminata da un bel sole, e abbiamo nel contorno tutti i simboli zodiacali fatti in merletto. Solo da vicino si può ammirare, diciamo, l'intenso lavoro. Hanno partecipato naturalmente alla realizzazione tutte le sue allieve di grado, e poi con un marchingegno che si manovra da dietro compaiono, è un orologio, chiamiamolo diciamo calendariale, compaiono i giorni della settimana, poi i giorni del mese, il nome della settimana da lunedì a domenica e i 12 mesi dell'anno. Nella parte bassa abbiamo appunto la classica meridiana che funziona perfettamente alle nostre latitudini se esposta a sud. Quindi è un'opera artistica di particolare pregio, dove ci sono state tantissime ore di lavoro per realizzare appunto le parti a tombolo. Avrete anche visto qui nella mostra quanto impegno ci vuole per portare a buon fine naturalmente uno dei lavori, e questo è il premio originale che verrà consegnato fra un attimo appunto a chi avrà, all'autore o autrice che ha ricevuto più punti dal giudizio popolare. Vi dico che il giudizio popolare svolto da voi, chi ha seguito appunto il percorso, è stato di 169 persone che hanno portato il loro voto. Il giudizio tramite internet nell'ultima settimana qui che abbiamo messo sul nostro sito fino a mezzogiorno di oggi è stato di 404 che hanno portato il loro voto, e questo peso ha avuto appunto il 50%. L'altro 50%, come ho detto, è da parte della Commissione. Io passerei la parola a Marina Giorgi, che è venuta da Pordenone, e sentiamo il suo giudizio. Ringrazio Aurelio, faccio parte della Commissione per valutare le meridiane da più di 10 anni. 10 anni, giusto Aurelio? Ed è un grande onore veramente far parte di questa commissione. Siamo degli affezionati a questo concorso, veniamo con una gioia e uno slancio veramente profondi ogni volta a fare il nostro dovere nel guardare, ammirare e ascoltare le notizie che riguardano queste splendide opere che vengono fatte sulle case di voi di Aiello. E insieme alla gioia e alla bellezza di scorgere questi simboli del sole che ci esprimono l'ora, ci danno la dimensione del tempo sotto tutti i profili, da quello filosofico a quello umano, a quello del semplice indirizzo dell'ora, ammiriamo la bellezza di un paese che, pur essendo perso nella campagna
di questa zona è una perla veramente, per le bellezze che racchiude e per le gioie che sa porgere a noi turisti che veniamo a visitarlo. Un paese che si dimostra veramente incredibile per tutto il numero di meridiane che sono presenti negli angoli più incredibili, una più bella dell'altra. Anche quest'anno decidere quale fosse fra di noi la meridiana più bella è stata un'impresa veramente ardua e alla fine è stato veramente difficile scegliere quella che poi è stata valutata la vincitrice, una cosa quasi spietata perché tutte meritavano allo stesso modo lo stesso giudizio di bellezza, una per un verso, una per l'altro, una per un altro ancora, ciascuna di loro esprimeva veramente, oltre alla competenza incredibile degli artisti che le hanno prodotte, la bellezza e l'animo veramente del titolare della casa, che in questo simbolo voleva racchiudere i sogni di una vita e delle generazioni che verranno, perché ogni meridiana è un qualcosa che rimane per sempre nei secoli. Ogni casa con una meridiana lascia la testimonianza non solo di chi l'ha dipinta, di chi l'ha realizzata o di chi l'ha scolpita, ma delle persone che abitano quella casa, che esprimono in questo gesto un profondo amore per la loro abitazione, ma per la terra che abitano, perché qualificano veramente l'ambiente facendo un qualcosa che è valido per tutta l'umanità. Quindi io apprezzo moltissimo di far parte di questa commissione proprio perché gioisco della bellezza che voi di Aiello offrite a tutti noi turisti. Incoraggiamo i bambini delle nostre scuole, sono un insegnante, a venire a visitare Aiello del Friuli, facciamo in modo che la gente lo conosca, abbiamo distribuito i volantini che Aurelio ci ha consegnato per far veramente pubblicità, un luogo che è veramente magico e soprattutto apprezziamo la bellezza anche dei giardini, dei vasi esposti ai balconi, perché tutto fa parte di una bellezza che voi avete nel cuore, che io vi auguro veramente di saper mantenere nel tempo insieme al sole che ogni volta arricchisce di bellezza la vita di questo paese. Io vi ringrazio e vi auguro veramente ancora tanto sole e tanta gioia nelle vostre case e auguri ai vari autori delle meridiane, perché tutti sono vincitori, non ce n'è uno che abbia vinto, siete tutti veramente degni di essere grandi artisti e grandi esecutori di meridiane. Vi auguro veramente insieme alla Commissione una grande fortuna e tanta felicità nella vita. Grazie. Grazie Marina per le belle parole che hai espresso nei confronti del nostro paese ma anche nei confronti degli nostri bravi autori. Come ha detto lei, tutte e quattro le meridiane sono belle, anzi sono bellissime, ma dobbiamo premiarne una sola. Quindi comunicheremo soltanto la meridiana che ha avuto più voti. Vi dico soltanto che tra la meridiana vincitrice con 29 punti, sommando appunto i punti della Commissione, quelli popolare e quelli di Internet, rispetto alla seconda c'era una differenza, c'è una differenza di 0,60, quindi neanche un punto tra la prima e la seconda meridiana, per dirvi quanta competizione c'è stata quest'anno, avendo ridotto anche a 3 e non a 5 il punteggio massimo, e questo volevamo farlo ed è stata la strada giusta naturalmente. Quanta grande è stata la competizione di queste quattro meridiane. Quindi prima della premiazione vorrei un grandissimo applauso da parte vostra nei confronti dei quattro autori delle meridiane di quest'anno. Allora, la banda poi inizierà a suonare, il sindaco Roberto Festa consegnerà al vincitore questo magnifico premio, questa magnifica meridiana. La meridiana vincitrice quest'anno di Aiello 2012 è la numero 3, luce in diretta di Andrea Comini. Prego con la banda, complimenti.